Soddisfazione da una parte per l'alleggerimento delle restrizioni, cautela dall'altra perché a Treviso come in Veneto il ritorno alla zona gialla coinciderà con la ripresa delle lezioni in presenza di metà degli studenti delle scuole superiori. Da lunedì comincia questa nuova fase dove una massa di persone molto importante comincerà a muoversi, dagli studenti ai ristoratori, a tutto quel settore economico che riprenderà lentamente a lavorare. Quindi sarà un banco di prova importante. L'appello che faccio ai cittadini è quello di mantenere lo stesso spirito di responsabilità che ci ha visti protagonisti in questi mesi e di avvicinarsi a quella normalità tanto desiderata, sempre con testa e sensibilità. Per tutelare le fasce deboli della popolazione, quelle che dalla metà di febbraio saranno via via vaccinate, bisogna continuare a usare tutte le precauzioni, dice Conte, con il comune pronto a controlli e in caso anche restrizioni se dovesse venir meno la collaborazione dei cittadini. Che non sia un liberi tutti, lo sottolinea anche Confcommercio. Se si abbassano le attenzioni i contagi risalgono immediatamente, affermano il presidente provinciale Federico Capraro e la presidente della FIPE Dania Sartorato, che lanciano un monito a imprese e consumatori. Ci giochiamo il futuro e tutti dobbiamo fare la nostra parte anche se il logorio è forte. È al governo, a quello che si dovrebbe formare, che si rivolge invece Conte non più da sindaco ma da presidente ANCI. L'appello che faccio al governo è quello di fare poche scelte molto chiare, rispettate da tutti, ma l'appello più accorato che faccio oggi è quello di trovare un'unione di intenti per quanto riguarda il decreto ristori. I cittadini, le imprese non hanno né tempo né forza per sta dietro alle beghe della politica romana, conclude. C'è bisogno di risposte immediate, c'è bisogno di concretezza per non accentuare quella distanza tra il governo e le comunità.